Noi da questo punto di vista siamo abbastanza avanti, abbiamo ancora un problema abbastanza significativo soprattutto per le zone di montagna per quanto riguarda la banda larga, ma la stiamo discutendo e mi auguro e spero nel giro di non un tempo lungo di poter affrontare e risolvere anche questa parte di problema. L'innovazione noi abbiamo iniziato già negli anni 2000 a portare avanti alcune iniziative importanti, ormai in ogni scrivania dei nostri dipendenti c'è uno strumento importante che è appunto il computer che ci permette poi di dialogare già questo attraverso intranet, noi lo stiamo facendo con tutti i nostri dipendenti, quindi non è necessario che si muovano dalla scrivania per conoscere, per capire, per chiedere informazioni o altro, quindi da questo punto di vista siamo già avanti. Dopodiché noi ci siamo anche preoccupati per gli enti locali, quindi abbiamo avviato una serie di corsi formativi per i funzionari degli enti locali, pagati appunto dalla Regione, abbiamo fatto dei protocolli d'intesa con l'Università di Padova, con QO, con altri anche istituti privati, proprio per portare avanti questa formazione importante. Ecco, io mi auguro e spero che tutto questo ci aiuti a far presto a recuperare quel terreno che abbiamo ancora da percorrere, il tempo che abbiamo perduto, di poter arrivare veramente a una innovazione completa. Il Ministro Brunetta questa mattina è stato molto chiaro e preciso e io mi auguro che questi passi in avanti che stiamo vedendo siano molto significativi. Io volevo così chiudere ricordando un piccolo episodio, se mi è concesso il tempo. Io ho fatto il sindaco della mia città di Conegliano negli anni 85 e 95 e nell'anno 85, quando sono diventato sindaco, avevo un problema di questo tipo grosso. Un dirigente del mio comune era stato pescato con le mani nella marmellata ed è stato quindi perseguito anche dopo dell'arresto, ma lui è scappato, è andato all'estero e quindi ha evitato l'arresto. Lì abbiamo fatto tutta una serie, il sindaco di prima aveva avviato anche quindi la procedura, la causa e tutto quanto, alla fine, per farla breve, dopo 3 anni di battaglie legali, compreso il Consiglio di Stato, il Comune è stato soccombente perché c'era così diversità di interpretazione se i tempi del processo disciplinare interno doveva essere fatto prima o dopo rispetto a quello del Tribunale. Ecco, su questa faccenda il Comune di Conegliano ha pagato 1 miliardo di lire di arretrati a quel signore ed è stato recuperato e rimesso in servizio dopo tutti quegli anni. Quindi questo per dirvi, anzi noi è andato avanti 7-8 anni questo discorso, questo per dirvi che i tempi di allora oggi già li abbiamo superati. Mi si è allargato il cuore stamattina quando il Ministro ha detto no, l'efficienza addirittura, se poi il dirigente non funziona si può arrivare al licenziamento. Allora il licenziamento neanche se uccidevano il sindaco veniva fatto, quindi già di passi in avanti abbiamo fatto questo, ma ne dobbiamo fare ancora e credo che l'obiettivo, la prospettiva del Ministro sia la cosa migliore da fare.